I PM indicano Catania come sede idonea per proseguire l'inchiesta sul trattenimento della nave Diciotti. Sarà adesso Catania sede dell'inchiesta. Il Tribunale dei Ministri di Palermo si è spogliato del caso e ha trasmesso gli atti alla Procura dichiarandosi territorialmente incompetente ad indagare. E la reazione del Ministro e leader della Lega non si è fatta attendere. Incredibile, continua l'inchiesta su di me, sarei un sequestratore, rischio 15 anni di carcere per aver fermato in mare una nave carica di immigrati. Adesso basta, lasciatemi lavorare. Quello della competenza era il primo nodo da sciogliere. In via preliminare dunque i magistrati hanno stabilito che la presunta condotta illecita del Ministro sarebbe partita nelle acque di Catania, dove la Diciotti è stata ferma per giorni in attesa del sì allo sbarco dei profughi, e non nel mare di Lampedusa, dove un primo gruppo di migranti in precarie condizioni di salute venne fatto approdare. L'inchiesta a carico del Ministro Salvini è partita da Agrigento, in quanto i PM della città dei Templi ritennero che il reato fosse stato commesso nelle acque di Lampedusa. Nei giorni scorsi il Tribunale dei Ministri ha sentito alcuni funzionari del Viminale e ufficiali della Guardia Costiera per cercare di ricostruire la catena di comando attraverso cui passò il divieto di sbarco dei migranti trattenuti al bordo della Diciotti e stabilire così il luogo in cui il reato è stato consumato. I magistrati, alla luce delle testimonianze acquisite e dei dati raccolti, si sono fermati ad una valutazione preliminare, ravvisando l'incompetenza territoriale e non approfondendo il merito.